Ma no, ma quando se lo perde, o lunedì si sente sempre poco bene. Questo lo so, però è sempre venuto in ufficio il lunedì mattina, anche in questo caso. Si vede che stavolta la corte è stato più grosso del solito. Guscio si fermò a casa e le ha fatto telefonare a Guscia di portare la posta qua. L'avete vista anche voi ieri la partita? E lui, giocava a Turin. Ah già, è vero. E poi via. Ah, volevo dire, cominciamo bene a settimana. No, niente da fare. Per tu meno non è ingenuo mercato. Non mi cade la cucchiaia, ma che vuole. E questo? Nulla. È cosa che è qui dentro, un romanzo popolare. Sei pagine, oh. Ora scemo, ma questo è scemo. Ma la leggerò stasera come devo addormentarmi. E arriviamo, non cercate nessuno all'ufficio mercenario? Sì, il mercenario ha telefonato, gli ho detto che eravate rimasta a casa e così ha detto che sarebbe venuto a trovarvi. Dallo tipo lì anche. Sciusa Galerba. Ah, sono chi? Per quello che viene all'ufficio. Fai in cravatta. Avanti, prego, accomodatevi. Forse è chi? E poi che già faccia scrivere anche viaggi. Che nespole meglio. Se che penso, mi fa impossibile. Vai al zero. Sparo che andava a tutto paletto e... Disturbo? Oh, Marco Bede. Erano chi che si contavano un po'. Di calcio e di calciatori, eh? C'è l'effetto gol. Sì, ma in fondo sono una sportiva mia sci. Ve l'ha detto papà come abbiamo perso la partita ieri, Sì, ma su che tristezza tu bassi. L'avenir de tua vita ti sei come decidite. Non dubitare che decidiamo bene. Ah, mi scordavo una cosa importante. Sentiamo. Visto che si troviamo davanti a una persona che prima di fare il grande passo ha pensato a tutto, può darsi che te parli anche da dotte. E ti, quando tu chiedi questo tasto, bisogna che ti sappia rispondere bene, senza però fare cifre. E dico che non con niente così cifra non è facile. Ma niente a te. Manca la persona. È vera, a se scinua. Mi non domando di lei perché pensavo di vivere entrare, grazie, da un momento all'altro. Ma alle peccate disposta me ne credevo. No. Oh, fatto lei che tu non strafare e non ne sa più niente. Ma perché? Non sei contenta che gli altri due... Hanno sesciate. Il fatto lei che bisogna preparare l'attacco con gradi e diplomazia. Capisco. E cosa c'avevi? Anche se sono vecchio, sono moderno. Ho sempre corrido con il calendario, con il progresso, ma mia moglie era restata nel 1800 su di lì. Sai che dico, Corina, nostra figlia ha sempre un sacco di gioco, a te che dà la patta lì, Questa mia visita. C'ha le spughe più liberamente. Ecco, mia ora on è te che è giusto che mi faccia una famiglia. Devo quindi scegliere una galante. E detto che voi è tanto simpatico. Detto che mi piace molto. Allora, se c'avete su da me, che si scorda più le dichiarazioni che non se ne fa niente. Oh, troppi fiati maschili. A vista della figlia serve anche a pannare. E beh, se vai che passiamo in su via. No, guarda, giù con te come stanno le cose. Grazie infinite. Sciadighe pure. Da quella sera, quando Busciascia se ne hanno detto, a proposito, perché se ne hanno detto così all'improvviso, se ce l'avesse avuto un po' più di coraggio per pronunziare queste cose, sarebbero andate diversamente. La cosa è che lei, no,
mi, no, ma su, ma sciapare per ma voscia.